siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, benvenuti al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice che con il nostro notiziario le news dall'Ogliastra. Iniziamo subito oggi con una bella notizia di apertura che riguarda Tortolì e il museo a cielo aperto sul luogo di Siscultura, perché arrivano oltre 170.000 euro dal comune per il restauro delle opere. Molte di queste sappiamo sono vandalizzate, hanno bisogno di interventi di manutenzione e integrazione a causa del degrado naturale dei materiali e soprattutto dai danni provocati dall'azione di atti vandalici e dai furti. Il museo a cielo aperto sul luogo di Siscultura era stato istituito ufficialmente nel settembre del 1995, fortemente voluto dall'allora amministrazione comunale guidata dal professor Franco Ladu e in occasione dell'esposizione antologica di Mauro Stacciolo. Nasceva come un progetto di parco di scultura con diverse opere disseminate per tutto il territorio tortoliese. Riteniamo sia importante investire delle risorse destinandole alla cultura, ha commentato il sindaco Marcello Lado, per costruire un futuro migliore per la nostra città. Grazie alle risorse stanziate, le opere d'arte del suo luogo di Siscultura potranno tornare ad essere ammirate da tutti nella loro originaria bellezza. Questo è il commento del primo cittadino. A distanza di anni dalla sua ideazione, il Museo di Arte Contemporanea a cielo aperto si presenta agli spettatori come un articolato percorso all'interno della ricerca plastica contemporanea. Diverse sono le opere, gli autori che hanno partecipato al progetto sono Maria Lai, Gianfranco Pardi, Ignazio Panzino, Giovanni Campus, Mauro Staccioli, Massimo Kaufmann. Purtroppo la sua opera, quella che si trovava a Orri, non è più presente, Maurizio Bertinetti, Alfredo Pirri, Renata Boero e tanti altri. Ecco, con queste risorse finalmente dopo 30 anni si potrà mettere mano a queste opere d'arte che si trovano appunto in questo museo a cielo aperto e ridare loro vita. Andiamo avanti, passiamo a IERT su possibilità di lavoro in comune, perché il comune appunto intende attivare 2 tirocini formativi o di orientamento retribuiti al fine di agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani. L'attivazione di questi 2 tirocini consentirà l'inserimento o il reinserimento al lavoro in favore di laureati disoccupati anche in mobilità.
presso il servizio finanziario del comune. Un tirocinio sarà destinato al servizio finanziario ufficio ragioneria, mentre l'altro sempre al servizio finanziario ma all'ufficio tributi. Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi con possibilità di proroga di altri 6 mesi per un numero di 30 ore settimanali. I candidati in possesso dei requisiti, quindi la laurea specifica, dovranno fare domanda entro le ore 12 del 14 novembre in comune. Tutti i dettagli si trovano nel sito istituzionale del comune di Ierso, l'avviso pubblico e il modulo di domanda. Passiamo ora a Ulassai, scarseggiano i volontari nella Proloco, abbiamo bisogno di te, questo è l'invito della Proloco di Ulassai che invita i giovani a unirsi nelle loro attività per proporre nuove iniziative che coinvolgano il paese. Purtroppo, dicono, il numero dei volontari si è notevolmente ridimensionato e organizzare e promuovere eventi diventa sempre più complicato. Per questo motivo alle 18:30 di domani, venerdì 8 novembre, hanno organizzato un incontro nella sede della Proloco di Ulassai per organizzare i prossimi eventi e iniziare anche la programmazione 2025. Chiunque voglia donare un po' del proprio tempo e mettersi in gioco, insomma, l'invito è di unirsi all'incontro di domani alla Proloco di Ulassai. Andiamo avanti, passiamo ora a Tertenia perché il comune ha prorogato la scadenza per presentare domanda per i buoni libri anno scolastico 2024-2025. I buoni libri sono rivolti agli studenti delle scuole superiori e medie il cui nucleo familiare presenta una situazione economica inferiore o uguale a 20.000 euro. La documentazione giustificativa delle spese sostenute deve essere presentata entro il 15 novembre alle 13 sempre in comune. Anche in questo caso l'avviso pubblico, insomma tutti i dettagli si trovano sul sito istituzionale per richiedere il rimborso delle spese per i buoni libri per la scuola. Chiudiamo con un evento, domenica 17 novembre alle 16 al MAB di Barisardo, al Museo d'Arte Contemporanea MAB di Barisardo, ci sarà un evento speciale, Ingredient Art, una performance creativa dove i sapori si trasformano in colori e il cibo diventa arte. La performance di Alessandro Artizzu, ingredienti genuini prenderanno vita su grandi tele di pistoccu e alla wafer, creando vere e proprie opere d'arte commestibili. Le creme dolci e salate arricchiranno l'esperienza con i loro colori naturali, tutto senza l'uso di coloranti artificiali. A fine performance i presenti potranno assaporare le creazioni artistiche in un momento conviviale. L'appuntamento con questo evento speciale, questa performance creativa culinaria, domenica 17 novembre al MAB di Barisardo. Con questa notizia chiudo il notiziario di oggi, ma prima di lasciarvi vi ricordo l'imperdibile appuntamento di stasera. Oggi è giovedì 20:30, c'è Nero su Bianco, conduce Giusy Ferreli. Il tema di oggi riguarda proprio il museo, ce l'ha aperto sul luogo di scultura e questo finanziamento che permetterà il restauro delle opere. Si parlerà anche delle prospettive del museo in plein air. Tra gli ospiti dell'amministrazione comunale ci sarà anche l'ex sindaco Franco Ladu, proprio colui che ai tempi nel 94 guidava il comune di Tortoli e aveva fortemente voluto questo museo a cielo aperto. E poi ci saranno anche tanti ospiti. Non perdete l'appuntamento di stasera 20:30, Nero su Bianco. Noi invece torniamo domani 9:30 circa con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, buon proseguimento qui su Radio Stella.